seconda specialità, di cui le immagini troviamo dalla Vicenza del Tempo, di Chetia, fino alla Val Camonica, e sono quelli che noi abbiamo chiamati i cigni del sole, perché vengono dimostrati con delle ampie tipo di penne a copricapo, che noi evitiamo perché risultano inutili nel nostro contesto di sperimentazione, un piccolo scudo che sarebbe diventato il broccoliero, e un altro bastone più o meno di quelle dimensioni. Non è molto dissimile, solo che è più recente. Qui troviamo riferimenti nel IX secolo a.C., quindi la bellezza di circa 1000 e suppia e tanti anni dopo a quello che avete visto. Vi facciano avanti i cigni del sole, Claudio!